Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Siamo arrivati proprio a martedì, buon 6 di ottobre, siamo pronti per una nuova giornata insieme e oggi sarà veramente un bel viaggiare. Abbiamo due ospiti eccezionali, per cui mettetevi comodi e seguite il nostro live di oggi, perché oggi viaggeremo nella luce, nell'arte, nelle emozioni, ma anche nel gusto, attraverso il vino, la passione del territorio, per cui quale migliore occasione per rimanere con noi? Avremo due ospiti eccezionali. Proprio ieri abbiamo iniziato la nostra settimana andando a Cefalù, dove ad attenderci c'era la dottoressa Rosalia Di Berto del Museo Mandralisca e parlando con la dottoressa ci diceva proprio che ieri, anzi da ieri fino al 31 di gennaio, una importante mostra di Domenico Pellegrino sarà proprio in esposizione presso il Museo di Cefalù. Una mostra veramente eccezionale, il cui tema è l'undicesima fatica di Eracle, l'uomo, il mito, l'eroe. Sarà un modo di viaggiare tra la tradizione e l'innovazione, perché in realtà Domenico Pellegrino è un artista che ha fatto del tradizionale uso delle luminarie una vera e propria un modo innovativo di reinterpretare l'arte. Avremo modo di parlarne, abbiamo avuto la possibilità anche di intervistarlo nella scorsa edizione di Io Compro Siciliano Live. Pensate, lui è stato presente alla 58esima Biennale di Venezia, unico italiano, insomma ci racconterà un po' anche questa avventura e poi tutto quello che riguarda anche i supereroi. Beh, insomma, veramente tanta curiosità. Ed ancora nell'appuntamento di oggi scopriremo quanto la passione alle volte sia determinante per cambiare anche un po' vita. Eh sì, è quello che è accaduto a Giovanni Carbone. Giovanni scopre per poco negli anni 2000 l'amore per il vino. Eh sì, frequenta un corso, diventa sommelier nel 2003, un corso FISAR, e ha questa grande passione del vino, che diventa poi professione, associa anche un'altra sua passione, che è quella del trekking. E quindi io vi chiedo, avete mai sentito parlare di Aperitrek? No? Beh, sapete cosa significa andare in giro, fare trekking e poi fermarsi per una pausa di ristoro con prodotti tutti tradizionali? Insomma, noi siamo proprio pronti, signori. Innanzitutto, grazie, 255.936 volte grazie e siamo pronti per iniziare questo appuntamento. Bene, facciamo entrare con noi Domenico Pellegrino e Giovanni Carbone. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno e grazie. Buongiorno, ben trovati. Io non vi sento benissimo. Neanche io. Non mi sento. L'audio non lo sento. Noi non sentiamo l'audio. Mi sentite? Ora adesso? Sì. Eccoci qua, eccoci qua. Dicevo, innanzitutto io vedo scorci sia dietro Domenico, ma anche qui vedo Giovanni che addirittura, scusami Domenico, ma sto guardando questa maglietta di Giovanni, non posso fare a meno che leggere I love Cerasuolo. Cerasuolo di Vittoria, tra l'altro vedo qua anche una bottiglia, insomma ne parleremo.
Parliamo un attimino delle origini, perché Giovanni è originario di Vittoria, Ragusa, invece Domenico è originario di Mazzarino. Caltanissetta però ormai da tantissimi anni vive e opera a Palermo. Cominciamo proprio con Domenico. Domenico, ieri abbiamo avuto ospite la dottoressa Liberto che ci raccontava e ci diceva proprio che da ieri inaugurazione della mostra di Domenico Pellegrino fino al 31 di gennaio. Vogliamo inserire subito questa conversazione sulla mostra e poi ci spostiamo un po' su quello che è il mondo meraviglioso di Domenico. E allora sì, la mostra si è aperta, è partita praticamente ieri. È una mostra tutta sul mito. Ho fatto appunto una ricerca su quella che erano le fatiche di Eracle. Tutto è nato da un invito del Museo Mandralisca a proprio portarmi a ragionare, a pensare qualcosa sul tema di Eracle, in quanto loro avevano ricevuto questo prestito da parte del Salinas, la Eracle e la Cerva. Quindi io, diciamo, iniziai a lavorare e la mia attenzione è caduta sull'11ª fatica, semplicemente perché l'11ª fatica è la fatica dove Eracle si deve fidare di qualcuno. E non so perché lo vedevo molto, diciamo, in tema con quello che noi stiamo vivendo adesso, l'avere fiducia di qualcuno, ritornare alla vita normale e riprendere quella fiducia che in questo momento viene un po' a mancare anche, diciamo, a causa del Covid. Ma questa mostra l'ho pensata e sviluppata come proprio un viaggio, cioè chi visita questa mostra diventa Eracle e inizia a ricercare tra le sale del museo gli eventi più importanti di questa e i personaggi più importanti di questa 11ª fatica, quindi da Nereo, Atlante, ad arrivare a Prometeo che lui deve salvare per avere sempre un'informazione in più, fino ad arrivare a in questo giardino poi dell'Esperidi, dove lui troverà finalmente il pomidoro. È un po' il premio, no? Per tutti noi che cerchiamo anche di farcela, no? E attraverso un percorso, attraverso la luce, cerco di far arrivare tutti sani e salvi Al alla messaggio. fine della fatica. Domenico, io ti interrompo un attimo perché tu adesso dicevi attraverso la luce poi cerchiamo di far arrivare il messaggio. La cosa bella dell'artista Domenico Pellegrino è che lui ha fatto dell'arte, delle luminarie, veramente una sua assolutamente personale visione dell'opera d'arte e mi piace anche sottolineare Domenico Pellegrino, scultore, pittore, creatore innovativo perché tu oltre ad utilizzare la luce, utilizzi anche, e qui mi piacerebbe molto, vedo dietro di te anche qualche sforzo, insomma adesso ci arriveremo, parlare un po' dei tuoi supereroi, perché oltre ad utilizzare la luce per te è importante la plastica, la carta, la celluloide, insomma da 5 anni hai iniziato ad attenzionare anche questi altri materiali, giusto? Allora sì, in questo momento vi sei... Abbiamo forse perso un attimino l'immagine. Domenico, ci senti? Non so se mi sentite adesso. Adesso ti Sì, adesso sentiamo? sì, non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo. Sì, nella mia ricerca la luce mi attira in quanto riesco a disegnare attraverso appunto la luce storie, leggende e comunque tutto quello che fa parte della nostra tradizione siciliana, rendendola anche in chiave contemporanea. Le sculture parlano, diciamo, di supereroi, di superheroes che siamo poi sempre noi e io lavoro sempre sull'indagine dell'io, cioè di cosa noi siamo portati a fare durante la nostra vita, ed Eracle entra a far parte di questa collezione. Ma questo, diciamo, questa componente poi si
si va a spalmare su tutta quella che è la mia produzione. Per me è fondamentale raccontare chi siamo, da dove veniamo. Anche per esempio tu hai citato la Biennale con la Barkham The Highland che io presentai proprio in quell'occasione, è stata fatta dai maestri d'ascia di Aci Trezza, il Rodolico. Quindi per me è fondamentale che attraverso un'opera contemporanea che magari osserva chiunque, no? In qualsiasi parte del pianeta, possa riconoscere quello che è la nostra storia, le nostre origini. Domenico, io mi fermo un attimo perché c'è qualche messaggio che sta arrivando. Allora, Mauro Todaro, uno dei nostri ambasciatori del sorriso, conoscete senz'altro Gogol che è questo omino tutto giallo che è stato persino consegnato al Papa. E Domenico, c'è un bellissimo cuore giallo per te da parte di Mauro. Ancora Maurizio Tumminia, ciao Maurizio, buongiornissimo a te, a tutti gli artisti nostri amici, ciao caro. Fausta Intravai, attrice, buongiorno a tutti voi, ciao cara Fausta, grazie per essere con noi. John Blandi da New York, buongiorno Katiuske e a tutta la comunità di Open Siciliano, ciao, hi John. Ancora Giuseppe Campo, buongiorno a te caro Giuseppe. Salvo Renda, il nostro chef, ciao chef, come stai? Buongiorno a tutti voi, un saluto cordiale ed affettuoso alla nostra punta di diamante Katiuska. Ciao chef, vorrei averti prestissimo in live con me. Ancora Mauro Todoro, Domenico fantastico illuminato, grande ambasciatore del sorriso, dice Mauro, ed è vero. Illuminato, come dice Giovanni, un po' effettivamente doppio senso. Senti, ma visto che Giovanni sei lì, ancora Mimma Nicolosi Pelana, è bello rivederti, un caro saluto a te e alla bellezza. Ciao Mimma, ciao cara Mimma. Il faraone Palermo, buongiorno carissima amicuzza Katiuska, al bravissimo, luminoso ed incantevole artista completo di ispirazioni Domenico Pellegrino. Arrivano tanti messaggi per te Domenico, ma poc'anzi Giovanni, quando si parlava di luce e illuminati, chiaramente diceva così, insomma, effettivamente. Ma a proposito invece di viaggi, di luce, di gusto, di territorio, perché diceva Domenico, è importante poi quando si fa un'opera d'arte cercare di darne sempre un racconto legato alla nostra terra, e lui questo lo fa. Così come stava raccontando proprio dell'opera esposta alla Biennale di Venezia. Senti Giovanni, tu in realtà con questa presentazione questa mattina ci hai fatto, non ti dico sognare, perché hai la tua bella maglietta I Love Cerasuolo. Ecco qua, vediamo tra l'altro una bella bottiglia di Cerasuolo di Vittoria dietro alle tue spalle. Per non fare E cosa mancare c'è? l'appartenenza o anche quella per i tre. Comunque. Ah, per i track. Perché? Domenico, adesso ti racconto la storia di Giovanni, perché io sino a ieri, prima ancora di leggere un po' le notizie della nostra redazione scritte da Marzia Monreale, che saluto, praticamente non avevo mai sentito parlare di Aperitrek. Ho detto, ma cosa sarà mai questo Aperitrek? E guarda un po', Aperitrek unisce insieme la passione per il vino, la passione per il territorio, la passione per il trekking, ed ecco che nasce questa idea meravigliosa. Come non ricordare le fotografie di Giovanni con i piedi, ma adesso lo racconteremo. Raccontaci un attimino di questa tua passione, di questo tuo amore. Allora, come ben hai detto tu prima, io ho fatto il corso di sommelier nel 2003, quindi veramente tempi non sospetti. Mentre svolgevo un altro lavoro che non c'entrava completamente con quello che faccio oggi, avevo due passioni, che erano il vino e con il trekking. Circa 8 anni fa sono riuscito a creare due professionalità, due idee legate alle due cose differenti. Uno, mi occupo di degustazione, di visita in cantina per una cantina importante della provincia di Ragusa, quindi faccio il sommelier, racconto il territorio, il mio territorio in questo caso, il mio territorio, racconto la storia del vino e tutto ciò che è attorno, lavorando l'80% con gli stranieri e il 20% con gli italiani, non quest'anno ovviamente per ovvi motivi. Allora Giovanni, noi ti dobbiamo dire una cosa, siccome Io Compro Siciliano promuove
la Sicilia, i suoi artisti, il suo territorio, i suoi prodotti. Noi siamo assolutamente aperti quando ci sono nomi da dire piuttosto che aziende, siamo Ah, sì, felici no. perché è comunque promozione che facciamo e Vabbè, siamo ben in questo caso è felici Valle della Cata, perché Valle della Cata è la cantina con cui e ho quindi lavorato siamo direttamente. felici di Però conoscere anche le aziende. oltre al racconto che io faccio, all'interno di queste degustazioni guidate, facendo il sommelier, utilizzo dei prodotti del territorio a tutti gli effetti, perché nei brunch che organizziamo ci sono le olive di Chiaramonte Culfi, il pomodoro secco da Vittoria, le focacce di Ragusa e il vino c'era solo di Vittoria, che è l'unica DOCG della Sicilia. Quindi oltre al racconto c'è anche il gustare e assaggiare queste cose. L'altra idea, quella della Peritrek, questa è una cosa già, diciamo, che è conosciuta, ma la Peritrek invece è un'idea che mi è venuta sempre 8 anni fa, perché io faccio trekking da tanti anni, e un mio caro amico che fa la guida professionistica mi ha chiesto, anzi hanno chiesto a lui alcuni gruppi di aggiungere qualcosa di food, di cibo all'interno di una escursione. Questo mio amico possiede un rifugio a Cava d'Ispica, abbiamo il rifugio Scirocco più a sud d'Italia ovviamente, e noi siamo riusciti a creare questo format, poi è diventato anche un marchio registrato perché abbiamo registrato il marchio per i trek, dove all'interno di questa cava si fa un trekking di circa 5-6 km per poi a metà arrivare al rifugio, dove noi facciamo un brunch, un aperitivo molto rinforzato, molto siciliano, dove qua anche qui usiamo tutti i prodotti siciliani, tutti i prodotti in questo caso della provincia di Ragusa. Quindi anche qui uniamo 2 o 3 passioni, perché facciamo scoprire un posto archeologico molto importante, facciamo camminare le persone e gli facciamo degustare, scoprire mondi. Io non mi voglio far immaginare le facce dello svedese medio quando mette il naso in un patè di olive o un patè di carciofi, perché i nostri profumi lo fanno completamente sbandare. E quindi anche lì in quasi 8 anni facciamo quasi 40-45 per i track ogni anno. Lavoriamo solo su prenotazione ovviamente, ed è Sì. un'idea che sta andando molto bene, devo dire. E Senti, mi voi piace dire che sono 2 mondi differenti, perché io col vino lavoro da questa parte di provincia dove vivo io a Vittoria, Cava d'Ispica è il lato Modica, quindi comunque io la racconto tutta la provincia di Ragusa, che è piccola ovviamente, però. Ma questa è la vera magia di venire un po' anche in Sicilia, no? Noi diciamo sempre che chi viene in Sicilia sta fermo su se stesso e girandosi ha la possibilità di vedere il mare, le montagne, i laghi, insomma è veramente una continua scoperta di bellezza, per cui ci sta anche questa cosa di Ma poi raccontare da contemporaneamente prodotti. sommelier io dico sempre che bisogna comunque fare camminare il cibo insieme. La settimana scorsa abbiamo organizzato qui a Vittoria Made in Wine, che è una 2 giorni sul vino, ma è chiaro che c'erano la macelleria, c'erano i grani antichi, c'era il miele, perché comunque le 2 cose vanno pari passo. Assolutamente, assolutamente. Ci sono alcuni messaggi, c'è Mimma Spallina, buongiorno a tutti voi, Mimma è un'amica di Io Compro Siciliano ormai da tanti mesi e lei realizza delle opere in chiacchierino, insomma l'antica arte del chiacchierino. Abbiamo Davide Di Sano, ciao, ma ciao Davide, ciao caro amico. Rosalia Liberto sta scrivendo e dice: ciao Domenico e grazie per il tuo lavoro che ha illuminato il Museo Mandralisca. Ciao Katiuska, saluti da Cefalù. Ciao cara Rosalia. Abbiamo Valentina Bruno che saluta. Ciao Valentina, grazie per essere con noi. Volevo salutare il Faraone Palermo, dice buongiorno anche a Giovanni, un altro grande artista del sapore, dice bene il nostro amico Faraone. Lo chef Salvo Renda dice con grande onore, seguo con grande piacere la diretta delle 12 quando raramente il lavoro non mi impegna di mattina, ma in streaming e in differita vi seguo sempre. Chef, allora ti aspetto perché ci tengo davvero tanto. Mauro Todaro dice Sicilia, espressione di eccellenze nel mondo. Ed è proprio vero. Torniamo un attimino da Domenico. Senti Domenico, io stavo adesso guardando dietro di te delle immagini, perché Domenico Pellegrino scelto dalla Disney Italia per il lancio del film Star Wars a Milano, no?
Forse si è ribloccata l'immagine di Domenico. Ho sentito poco perché in questo... Sì. Dicevo, Scusami, non vedevo ho proprio sentito... sì, vedevo dietro di te, no? E allora ho detto scelto Domenico Pellegrino da Disney Italia anche, giusto? Sì, queste sono, diciamo, i bozzetti, anche le opere un po' più piccole che sono andate in scena a Milano al Duomo per la presentazione della prima di Star Wars in Italia. Ed essere scelti da loro è sicuramente stato molto importante. Ed è vero, e questo è Sento bene, purtroppo fra c'è... le tante... Sì, c'è un ritardo nell'audio. Senti, tu vanti tantissime mostre in ambito nazionale ed internazionale, Domenico. Per noi sei veramente una punta di diamante perché la tradizione reinterpretata, noi questo ne parliamo anche spesso, sai, con i nostri produttori, quanto è importante mettere insieme la tradizione e l'innovazione, Domenico. Forse Per arriva me è fondamentale perché sì, non so se mi sentite in questo momento. Sì, ti sentiamo. Ok, per me è fondamentale perché quando ho deciso di rimanere in Sicilia e produrre le mie opere in Sicilia, ho sempre cercato di dargli un valore contemporaneo, ho cercato di farlo. Devo dire che per adesso sta funzionando e sono molto soddisfatto di quello che accade, di come la gente recepisce il lavoro fatto, come anche tantissimi musei internazionali rispondono alle nostre proposte, anche alle idee. Cioè, dobbiamo pensare che io quando propongo una mossa, così come è stato o quantomeno una mia idea, come è stato con Eracle dopo invito appunto della Rosalia di Liberto, che poi ha curato del Museo Mandralisca, co-curato perché c'è anche Andrea Dusio, che è un curatore che mi segue, che vive a Roma e segue molto il mio lavoro. Però molte volte io presento appunto ai musei internazionali storie ed elementi poi della nostra tradizione. Quindi diciamo questa essere isola poi ha dato i suoi frutti perché comunque fuori le nostre storie, le nostre tradizioni. Tu poco fa parlavi di questo artista che lavorava all'uncinetto, cioè, comunque sono tutte tecniche, storie che affascinano chi non ce le ha, chi non ne fa, così come Giovanni parlava c'era solo dei momenti delle degustazioni, dei grani antichi. Oggi secondo me c'è anche proprio un ritorno, un voler ritornare a quello che è il vero, il puro, la tradizione, le vecchie ricette. Forse perché siamo un po' stanchi di tanta innovazione, ma nello stesso tempo se si trova la chiave per farla, diciamo, rendere contemporanea, io penso che arrivi alla gente velocemente. Ed è vero. Senti Domenico, un'altra cosa che ti volevo chiedere, e poi ritorno un attimino da Giovanni perché sono curiosa di sapere un attimino da cosa poi nasce questa passione per il vino che ha stravolto poi la sua vita. Domenico, i bambini, i ragazzi, quando vedono le tue opere, questo anche ieri un po' parlando con la dottoressa Liberto è stato un argomento di conversazione, nel senso che davanti alle tue opere rimangono incantati adulti ma anche piccini. C'è la bellezza di entrare immediatamente negli occhi di un bambino e raccontare quindi la storia. Sì, sicuramente i temi che affronto, comunque anche le luci stesse, affascinano il mondo dei bambini. E devo dire che nelle mie mostre trovo tantissimi bambini e i genitori che vengono e mi seguono
appunto mi dicono: guarda, mio figlio vuole venire 1, 2, 3 volte alla tua mostra, cioè cose che magari in altri posti non va, perché magari non dico che si annoia, però sicuramente il tema attrae la sua attenzione. Quindi per me è positivo, perché tu attraverso il contemporaneo racconti poi comunque in questo caso il Museo Mandralisca, quindi tutte le bellezze di questo museo, un museo devo dire molto ricco, molto, con dei tesori devo dire da scoprire anche loro. Beh, per me è un ottimo risultato, perché poi diciamo loro sono il futuro, i bambini sono il futuro, così come l'ho rappresentato nell'ultima statua che ho presentato all'Orto Botanico del Genio di Palermo, che racconta proprio il futuro. Ci sono questi 2 bambini, che una è Santa Rosalia e una è proprio il bambino che guarda ciò che dovrà fare domani. Per me è uno dei temi, diciamo, che affronto spesso. Per me il futuro appunto sono i bambini. Ci piace questo messaggio molto bello e positivo. Giovanni, allora leggo questo messaggio e vengo da te perché ormai sono proprio gli ultimissimi minuti. Stefania Caccamo scrive: buongiorno amici di Io Compro Siciliano. Domenico Pellegrino, eccellenza siciliana, l'ho ammirato tante volte e penso che Io Compro Siciliano possa creare insieme a Pellegrino un'immagine coordinata della Sicilia nel mondo. Complimenti. Beh, questo mi sembra un messaggio molto interessante, direi. Non sento più Domenico. Allora, Mauro Todaro dice: a breve col sorriso esporremo anche i gogol realizzati e illuminati da Domenico, quindi anche Mauro si fa avanti su qualche iniziativa. Ma invece volevo tornare un attimino da Giovanni. Giovanni, abbiamo gli ultimi minuti per dire: alle volte accadono cose nella vita che improvvisamente la stravolgono quasi, no? Ne cambiano la visione, ne cambiano la lettura. Ed è quello che poi è accaduto a te, lo stavi anche un po' accennando. Tu facevi ben altro nella tua vita, fin quando, appunto, per questa passione per il vino e con questo corso fatto con FISAR, che è la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, inizi questo percorso. Ci sono tanti bei progetti con Aperitrek. C'è qualche esperienza particolare che è accaduta con qualche ospite durante il percorso? Tu prima per esempio dicevi è bello vedere quando poi gli stranieri mettono il naso dopo un percorso magari in montagna, lo mettono il naso dentro il patè di olive, piuttosto che ci sono cose che sono capitate durante le tue avventure meravigliose? Allora, io parlo sempre di uno zaino. Lo zaino è lo zaino di un finlandese, di un australiano, che dentro si porta sempre qualcosa. Io, al di là della soddisfazione giornaliera del mio lavoro, perché lavorare in una settimana con 4 nazionalità differenti è chiaro che ti apre la mente, ma quando un canadese o un australiano compra una bottiglia di Cerasuolo in Australia e dopo 1 anno e mezzo ti manda la sua foto con la bottiglia, tu hai un'emozione enorme, che significa che gli hai lasciato qualcosa che si è portato nel suo zaino e ti lascia veramente senza parole. Questa è proprio la parte più alta del mio lavoro. Poi quello che io chiamo la mia mission è quella di avvicinare più persone possibili al vino. Esistono persone che non hanno idea di che cos'è il vino, e dalle nostre parti è grave. Esistono persone molto preparate nell'ambito del vino. Io voglio riempire quello che c'è in mezzo, cioè voglio che la gente beve il vino nella nazione del vino, nella regione del vino, nella provincia del vino, dell'unica DOCG della Sicilia, che lo faccia senza alcuna barriera mentale, cosa che ancora esiste, perché c'è gente che va al ristorante e ancora devo spendere 15 euro per la bottiglia di vino. No, la devi spendere in maniera consapevole. Se tu visiti una cantina e durante per esempio la vendemmia tu ti rendi conto perché quella bottiglia di vino deve costare tanto, perché tu hai visto che lavoro c'è, che idea c'è, che preparazione c'è, che studio c'è, dall'enologo all'agronomo al tecnico. Io lo posso raccontare, ma poi è chiaro che il vino lo fanno gli altri. Questa è una cosa molto importante. Ma è importante. Certo, è fondamentale, è bellissimo. Col trekking la differenza è che
È chiaro che chi viene a fare la peritrek in genere è già gente abituata a camminare, e quindi in Sicilia questa cosa non la incontro quasi da nessuna parte. Il Trentino, il Veneto, il Piemontese è comunque abituato a trovare nel rifugio un po' di cibo. In Sicilia non esiste. Infatti noi facciamo in maniera, quando io parlo della mia famosa fotografia, perché i miei post su Facebook cominciano sempre con i miei piedi messi così. E la cosa bella Per qual è? questo prima dicevo che i piedi sono famosi. Io faccio una cosa cattivissima, perché quando arrivano al rifugio da un punto alto si vede il rifugio, ma io a tavola non tengo niente. Quando loro passano porto tutto a tavola, quindi loro non si aspettano né mai di trovare in mezzo al nulla tutto quello che loro, Una tutto quello che meraviglia, loro. una meraviglia. E ogni cosa che viene scelta da me, perché io dico sempre una battuta con gli americani, I working all night for you, non è vero, però ho scelto per loro, e in ogni cosa che io scelgo c'è un pezzo della provincia di Ragusa, perché c'è la focaccia di Ragusa, le olive, le ciappe, i patè, tutte cose che sono molto molto ragusane, che è il mio territorio. È E il vero. vino ovviamente, Una cosa è certa, Giovanni e Domenico, che la scelta consapevole che sia espressione di identità è fondamentale, ed è quello che Io Compro Siciliano ormai da tanti mesi esprime. Esatto, I love, c'era suono. Siamo veramente felici. C'è un altro chef che è nel mio cuore ed è Mariano Carbonetti. Buongiorno Katiuska, sempre al top con ospiti innamorati della nostra terra. Tra l'altro volevo anche fare una nota, sapete che ormai il nostro portale legato al Made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com, è aperto, e tra l'altro c'è proprio una sezione che è dedicata alle ricette tradizionali, curate proprio dallo chef Carbonetti insieme a Francesco Caravello, quindi è una nota perché sarà anche lì un bel viaggiare. Ti volevo raccontare un piccolissimo aneddoto. Tu devi sapere che io, anche quando vado fuori dalla Sicilia, ovviamente vado in giro per cantine, dopodomani parto, vado nelle Langhe per una settimana a spendere i soldi guadagnati col Celasolo, a spendere col Barolo. Io alle degustazioni ci vado con questa maglietta. Hai visto? Questa è promozione del territorio, ci piace, ci piace. Leggiamo questo messaggio di Stefania Caccamo, e poi c'è Giovanni con il suo Cerasuolo di Vittoria, che è un'altra bella eccellenza. Viva la Sicilia e i siciliani con una forte identità come gli ospiti di oggi, complimenti. Ancora Chiara Sedita dice: la Sicilia bisogna provarla, gustarla e viverla per poterne apprezzare l'identità. Io Compro Siciliano, il contenitore divulgatore di tutte queste esperienze, ed è proprio vero. Bene, noi siamo proprio arrivati alla fine di questa bellissima conversazione. Per ricordare un po' agli amici che sono stati con noi dal 5 ottobre, per cui da ieri fino al 31 di gennaio, al Museo Mandralisca di Cefalù, una mostra firmata dal grande artista Domenico Pellegrino. Mi raccomando, 11ª fatica di Eracle, è veramente una mostra eccezionale che va vissuta, per cui chi può andate a vederla. Io andrò perché ci tengo davvero tantissimo. Grazie Domenico per quello che fai e per quello che rappresenti. Viva la tradizione e viva l'arte. Ed ancora volevo ringraziare Giovanni Carbone, che riesce a trasmettere questa grande passione per il vino, per i prodotti, per il territorio, cercando di dare un grande senso di identità ai suoi viaggiatori. Grazie per essere stati con noi, ma noi dobbiamo chiudere nel nostro consueto modo prima di mandare il nostro video istituzionale. Gentilissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Sì. Ok, adesso Domenico, mi senti? Domenico si è bloccato. Mi senti? Ok, ma almeno io sento la tua voce. Dovreste ripetere con me. Sì, okay. Ti sentiamo. Sì. Domenico, Giovanni, ripetete con me. Io compro siciliano. Domenico, io compro. Giovanni? Compro. Io compro siciliano. Siciliano.
Io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi, grazie davvero. Grazie a E voi. adesso un bacio a voi. Video istituzionale, ci vediamo domani puntuali alle 12. Ciao!